qualche spiritoso mi tirò una tedescata. O è svenuto o è morto. Morto? Mamma mia, un tedesco morto! Aiuto, aiuto! Non sono stato io! Un tedesco morto! Morto! Aiuto! Non gridare! Non gridare! Non gridare! Aiuto! Mamma mia, ma dove vanno? Non ci lasciate! Ma che fanno? Di qua! Io faccio finta di niente. Qui ci sono 2 posti. Vieni! Vieni! Dove andiamo? Dove vai? Che giochiamo a giro tondo, vieni! Auf der rechten Seite! Auf der rechten Seite! Auf Seite! Ja! Hinter mir her! Krause, komm! Vorreich! Vorreich, hier! Schneller, schneller! Absitzen! Absitzen! Halt her! Schnell! Los! Sofort diese Gebäude sitzen! Sofort! Diese Gebäude sitzen! Alle! Halt! Stehen bleiben! Stehen! Runter vom Fenster! Halt! Non ho tempo di spiegarle. Lì fuori vogliono uccidermi. Mi aiuti. Mi salvi. Ma io... Aspetta, pace santissima! Uno spio è entrato qui! Spia! Ma quale spia? Fuori! Fuori dalla camera di mia nipote! Qua non c'è nessuno! Via! Vegliacchi! Via! Barbari! Gli americani non avrebbero mai fatto una cosa del genere. Oh. Donna Maruzza, le spiegherò tutto. Io sono americano. Oh no! Oh no! Zia! Mi aiuti. Ma no! Presto, per favore. Ma no! Non c'è un solaio, una cantina. Non devono prendermi. Di qua, possiamo andare di qua. Via libera! Si salvi chi può! Io mi salvo. Corre. Hier sind zweite qua! Bitte mal! Guarda! Oh, lasciatesi bene! Mamma mia. Tornano indietro, ci vedranno! Dove andiamo? Lassù. Sì, in quella finestra! Sì. Fammi passare, fammi passare. Vai, vai. Fammi passare. Fammi passare. Fammi passare. Fammi passare, i tedeschi mi spingono. Dai, dai! Vai piano! Zitto! Dai, dai! La mia rosina, io vado. Che vuoi fare? Come che faccio? L'arrapo, se non l'arrapo ora, quando l'arrapo? Scusami. Eccola lì. Oh, rosina. Come ti permetti? Come fai? Vai, prendiamola. Aiutami a insaccarla. Ecco, con dolcezza. Si sta svegliando l'angelo mio. Angelo nostro, vorrei dire. A te la carne insaccata ti fa male, te lo disse pure il dottore. Su, sbrigati. Andiamo. Ma che... La porto io. Vuoi stare dentro a fare dei trucchi, eh? Che leggera. Sembra una piuma. Andiamo. Komm, geh mal rein! I tedeschi. Andiamo. Voi! I tedeschi. Dove sono? Antisonorato!
Miserabile, traditore, ladro! Guai a te se tocchi con il tuo sporco dito quel giglio immacolato! Apri! Apri! Io non mi muovo di qua! E quando esci la bellata faccio! Bella tra le belle, ti chiedo umilmente perdono, ma fu l'amore che mi spinse a questo rapo. Ed ora esci dal sacco, ti ridarò la tua libertà. Capisco, sei timida e non vuoi affrontare questa faccia. Non hai tutti i torti, ma ti ci abituerai, verrai. Sì, amore mio, e ora entrerò io nel tuo sacco e ci insaccheremo per tutta la vita. Eccomi a te, mia silfide. Baciami. I baffi! Aiuto! Che schifo! Un bruto! Sei bella tu! Ciccio! 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 E vivo di persona ci fu! La vecchiazza arrabì! Delinquenti! Satiri! Mandrilli! Attenta ai miei piedini! Oddio, che sta succedendo? Che è successo? Ciccio! Franco! Sì, sono qui! Franco! Sono qui! Al primo piano! Ciccio, qualcuno ha sparato! Aiutami, Cicciuccio! Aiutami! Portami fuori da questa Borgia! Signor Podestà, 2 sabotatori hanno fatto saltare in aria una cosa molto importante. Se i criminali sono i 2 che penso io, vi riterrò il loro complice. Ma non capisco, signor colonnello. Ma che cosa è successo? Non lo so io. I germanici! Rifugiamoci in chiesa! Sì! Ma che fai? Esci! Non vedi che noi non ci entriamo? Trovati un altro posto, vai, sbrigati che si scoprono! Dov'è? Voi! Forse è qui. Ciccio! Non parlare! Ma cosa vogliono questi tettonici da noi? Che cosa importa loro se abbiamo rapato una donna? E poi hai sentito che esplosione? Ci avevano messo l'antifurto. Ciccio! Zitto! Ma perché lo dice di fuori? Santi protettori, aiutateci! Aiutateci! Il laboratorio è saltato, il sabotaggio è riuscito. Bravo Minasi. Ma perché dice aiutateci? Ci sollecita ad affrettare. Signori, il momento tanto atteso è arrivato. Se ci pigliano, ci fucilano. I tedeschi animali sono. Animalacci. Aiutateci. Questa volta non ci sfuggirai, voce fantasma. Ciccio, io non voglio morire così giovane. Sono ancora adolescente. È deficiente, vieni! Vieni! Dove C'è vieni? via libera! Ma che succede? Cosa succede, signor Preden?
Succede che sarete tutti incriminati per complicità con questi due criminali spie. Ma che ce l'ha con noi? Io non sbaglio mai, Helge. Non sbaglio mai. E ne hai una prova davanti a te. Due cretini, eh? Attentano alla mia vita il giorno del mio arrivo. Si infilano in mia casa per scoprire un importantissimo segreto. Con azione di sabotaggio perfettamente studiata fanno saltare in aria la nostra arma più importante. E questi, voi li chiamate cretini? Sono i due più subdoli agenti che scuola di spionaggio abbia mai preparato. Ciccio, sentiste? Ci disse che non siamo cretini. Ma allora è cretino lui. È affari personali. Senta, colonnello Iena, vogliamo ragionare. Basta! La commedia è finita, signori. Sapete cosa vi aspetta? Links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Abteilung, halt! Portateli qui! Jawohl! Presto, presto, portare via! Presto! Signor colonnello, ecco i due prigionieri. Gruppe, weitermachen! Per molto tempo vi siete divertiti alle mie spalle, vero? Ora, prima di farvi fucilare, anche io voglio giocare un po' con voi. E se vi deciderete a parlare, a farmi delle confidenze magari, a passare dalla mia parte, chissà, il gioco potrebbe portarvi fortuna. Signor sì. Ma tu hai capito quello che ha detto? No, signore. Allora perché ha detto signor sì? Per educazione. Una piccola partita alle bocce, 12 punti. Io contro voi due. Ragazzo, portapoce! Don Ciccio, Mazzalatore vi fa sapere che in una boccia ci messa una bomba. Una bomba? E dove? No, ferma! Che c'è? In una di queste bocce c'è una bomba. Una bomba? E che mi interessa? Io ho altro per la testa. E con permesso. Cosa c'è? No, più tardi. No. Allora, siamo pronti? Mi scusi, il giocare per giocare non si potrebbe fare un 3-7 e una scorta. Ora basta! Si comincia. No. Non vorrete mica tentare di scapparvene. Sareste degli ingenui. Quei mitra sono molto precisi. Su, avanti, giocate! Giocate! Tocca a lui. Veramente no, perché il regolamento italiano spiega che bisogna iniziare per ordine d'altezza. Quindi aspetta. Tira tu! Sì. Vediamo se sei capace di togliere il mio punto. Ci vorrà una bella bocciata. Ma quale bocciata? Io tirerei un tiretto, dolcemente. Sì. Sì, noi la bocciata non la... Non si boccia, non si boccia. Piano, piano, piano.